Ciao a tutti, sono tornato a casa per un piccolo periodo per fare il vaccino e altre cose e mentre facevo un po' di zapping su subito.it mi sono imbattuto in questo annuncio di un tornio accessoriato. Mi è sembrato quindi un buon affare e niente, ora andiamo a vedere un po' com'è questo tornio e se può fare al caso mio. Ma guardate dove passiamo per arrivare a destinazione, questo super boschetto, mamma che bello. Sì, ciao, sono il ragazzo per il tornio, dovrei essere qua. Devo entrare nella vietta, questa qui più piccola? Ah, sono proprio davanti. Pensavo molto più complicato. Perfetto, quindi sono riuscito a scaricare tutto da solo. Vi faccio vedere brevemente che cosa sono riuscito a portarmi a casa, ma mollo qua perché magari riprendo domani sistemando adesso, è già tardi. Come si può vedere qua ho preso un tornio Fervi modello 0758. Questo qui è il motore, queste qui sono le gambe e la base in ghisa, mentre qua c'ho il pezzo dove si appoggia le sgorbie, scatolone pieno di cose. Ho tutto un set di sgorbie, accessori, tenaglie, punte, contropunte, cose, sgorbie di questo tipo qua, attrezzi. In più ho portato a casa anche la macchinetta mola affila scalpelli e questo accessorio qui che è venduto separatamente, che è un copiatore che, come dice il nome, serve appunto a copiare certi tipi di forme, e il tutto portato a casa per 600 euro. Molto bene, quindi passo chiudo per oggi e ci vediamo domani. Ed eccoci qua il giorno successivo. Scusatemi per la qualità audio e video, ma purtroppo nella mia intelligenza ho portato a casa tutto lo zaino fotografico col cavalletto e tutto quello che c'è, 2 batterie, 0 caricatori e le batterie sono scariche. Quindi l'unica cosa che ho per girare e documentare questo finché non torno in Liguria è questo piccolo Osmo Pocket, ma ce lo facciamo bastare. Quindi oggi è il giorno successivo e quello che dovremo andare a fare cos'è? Controllare un po' bene che cosa c'è, che se c'è qualcosa che non va, fare un piccolo restauro, ma che non è restauro, è semplicemente una manutenzione straordinaria. Per esempio, vedo qua che sui piani in ghisa c'è un po' di ruggine, è un po' sporchettino. Il motore qua mi piacerebbe un attimo visionarlo, aprire, vedere se c'è qualcosa che non va. Vedo delle viti che sono un po' molle. Poi c'è un attimo da sistemare le sgorbie, hanno un po' di sporcizia, insomma bisogna un attimo sistemare 2 cose, degli accessori. Quello là è incredibile, non riesco bene a capire quali pezzi mi mancano, per cui sentirò l'assistenza Fervi domani mattina, che è lunedì. Quindi senza perdere troppo tempo lo pulisco, sistemo un po' tutto, ma il problema più grande è qua dentro, dove lo metto, qual è il posto migliore dove metterlo e come, faccia, muro, storto, quindi dobbiamo un attimo discuterne. Ora, prima di passare al motore e al resto, spruzzo un po' di lubrificante PTFE che fa uno strattino di protezione sopra almeno questa ghisa che è tutta esposta. Quindi qua gli do un bel... Le prossime parti da vedere sono il motore, la contropunta e il nome tecnico di questo non me lo ricordo. Però diamo subito un'occhiata, la pulizia veloce.
So che questa cosa non si dovrebbe far girare il tornio con tutta la copertura aperta, però devo capire io se ho messo le marce giuste. Volevo solo farvi vedere la trasmissione com'è, che è come sugli scooter, c'è un variatore, è molto interessante. Man mano che abbasso, però non riesco a capire se è la velocità minima o la velocità massima corretta. Non so capire. Mi sembra ok. E dopo questa prima prova fallimentare, possiamo dire, mi accorgo che tornire non è affatto una cosa così scontata, o almeno tornire nel modo corretto, perché poi asportare del trucciolo, a quanto potete vedere, chiunque ce la può fare. Quindi decido di lasciare per il momento perdere ulteriori test e di andarmi a vedere tutti i video che riesco a trovare sulla tornitura. Dopo essermi mangiato praticamente tutti i video che ho trovato su YouTube, da Giacomo Malaspina a quelli di White Ghost, che ha fatto oltretutto una serie con il buon Richard Cotter, lo sento al telefono e cosa mi viene a dire? Che ha sentito Richard, gli ha parlato bene di me e quindi mi viene offerto una giornata di corso sulla tornitura gratuita offerta da Richard. Io rimango stupito da tutta questa offerta super gentile. Il giorno successivo sento Richard al telefono e organizziamo la data del corso per le 2 settimane successive. Quando finirà quella parte, vedrai che questo problema non ce l'avrai. Semplicemente imparare piano piano a sostenere il legno. No, era corretto. A sostenere il legno sempre di più. Spingila, appena ti appoggia il tallone, tienila. Ok, bravo. No, questo non lo devi fare. Spingi solo in una direzione. Non fai a fare il ciondolino, perché non è la posizione giusta. Un pochettino lo dobbiamo lavorare. Occhio all'ala, fai attenzione a non andare contro, quel gradino che hai lasciato toglilo, questo qua che è rifatto non ha senso. Vai, comincia a ruotare. Ruota veloce, bravo. Ok, lasciala libero, perfetto, bravissimo. L'abbiamo buttata lì, ma si può sicuramente migliorare. Ok, giornata terminata. Il risultato portato a casa è questa ciotolina in faggio. Che dici? Come sono stato molto bene, si vede che c'è una base. Adesso ho tutte le nozioni base per cominciare a fare qualcosa a casa. Quindi dove devi lavorare per migliorare quei piccoli difetti che hai da portare a casa. Prossimamente farò qualche lavoretto. Se volete vedere qualcosina lasciatemi un suggerimento sotto nei commenti. Quindi dopo una giornata intera di corso passato con Richard, torno a casa con le basi almeno per capire che cazzo sto facendo con il tornio. Se c'è uno strappo almeno so capire da dove proviene e la tecnica base per esercitarmi. Detto questo, bisogna cominciare a esercitarsi, ma prima ho bisogno del vostro aiuto per capire dove posizionarlo questo tornio. Per il momento il tornio l'ho messo qua, l'ho appoggiato su una base con delle ruote giusto per spostarlo in modo agile, diciamo. I posti all'interno del laboratorio non è che ci siano tanti, perché se sulla parte sinistra abbiamo il mobile della troncatrice, parete attrezzata, qui c'è un piccolo deposito di legname che giustamente dovrò sgomberare. Se questo voglio metterlo qua perché mi sembra lo spottino più ideale. Tra il tubo dell'aspirazione e il banco questo ci sta perfettamente. Poi immaginate qua sopra una parete con tutti gli accessori del tornio
messi bene in ordine e direttamente anche l'aspiratore arriva qua, quindi posso anche pulire in modo facile. Altrimenti da questa zona però è un mezzo disastro, nel senso che non so bene, questo forse lo devo togliere. Progetti per il futuro. Per caso se hai suggerimenti su dove mettere il tornio, ti prego lasciami un commento qua sotto, così vedo un attimo di organizzarmi. Detto questo, ho già in mente 2 o 3 progettini da fare col tornio che possono permettermi di esercitarmi. Prima però devo trovare un sistema per affilare bene le sgorbie, perché senza una sgorbia ben affilata non vai da nessuna parte. Ci tengo a ringraziare White Ghost e Richard per aver organizzato questa piccola giornata di corso che senza di voi non ci sarebbe stata. Se anche voi siete dei tornitori o appassionati di tornitura, vi invito ad andare a vedere il negozio di Richard, perché ha solo attrezzatura top gamma per la tornitura. Come sempre invece ringrazio i Patreon che continuano a supportare il mio progetto. Se il contenuto vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi, solite cose. Per i dubbi ci sono i commenti qua sotto. Vi ringrazio e noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.